Jean-Paul? La schiena, Jean-Paul. Ah, nessuno sa farlo meglio di te. Stupido! Sei proprio stupido, sai? Aspetti forse qualcuno? No. Signora, la vogliono al telefono. Chi è? Non me l'ha detto. Doveva chiederglielo. Vengo. Indovina chi era? Me ne infischio.
Era Harry. Si trova qui? Sì. In qualunque posto andiamo, il primo che ci telefona è sempre lui. È qui con sua figlia. Le fa visitare la costa. Ha una figlia? Beh, se lo dice lui. Non me ne ha mai parlato. Neanche a me. Quanti anni ha? Non so niente. La figlia di Harry. Deve essere un bel tipo. Beautiful. Give me a kiss. How are you? You look wonderful. I'm fine, and you? You look pretty good yourself. Ah, è quello che dicono tutti. Questo vecchio Harry Non non cambia cambia mai, mai. né in meglio né in peggio. È sempre lo stesso. È il tuo ultimo mostro, questo? Sì. Parigi Saint-Tropez in 7 ore l'altro ieri. Ti piace? Beh, è un po' difficile dire che... Buongiorno. È mia figlia Penelope. E lei è Marianne, di cui ti ho tanto parlato. Di buongiorno. 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 Jean-Paul, come sono contento di vederti. Sei in gran forma, eh? Anche tu. Falli accomodare, Jean-Paul. Vado a prendere da bere. Che tu ci creda o no, questa è mia figlia Penelope. Ci nascondi sempre un sacco di cose. Buongiorno, Penelope. Buongiorno. Entrate. Passavamo di qua, ho visto Fred. È lui che mi ha detto che eravate qui. Io non ne sapevo niente. Siete spariti senza dire nulla. Neanche una telefonata. Perché? Ma se stavi in Canada? Ah, già, è vero. Niente male qui. Prego. E questa è la cosa più piacevole della villa. È grande. Bella piscina. Stai bene? Ecco qua. Che cosa volete bere? Un whisky. Bene. Un succo d'arancia? Devo essere a Milano il 17. Ma prima giriamo un po'. Penn non conosceva la Costa Azzurra, così... Ti prendo una sigaretta, permetti? Sentite, perché non fate una cosa? Venite a Milano con noi. Ah, stiamo così bene qui. Jean-Paul ha solo un mese di vacanze. Povero Jean-Paul. Oh. Allora sarebbe questa la casa di Marc e Lucien? Non la conoscevi? No. Dove sono quest'anno? In India, in Turchia? In India. È degna di loro. Ce l'hanno prestata, per fortuna. È molto bella. Perché non vi trattenete un po' con noi? Qui? Ma sì, c'è tanto posto, scusa. Cosa ne pensi? A me piacerebbe, ma decidi tu. Ah, no, devi decidere tu, sì o no. Per me è uguale. Per lei è uguale. Bene, allora decido io. Restate. Bene. Allora, ti andrebbe di fare un bel tuffo? Ah, perché no? Vado a cambiare. Prendi la stanza vicino al salone, è indipendente, e fagliela vedere.
A lei non va di fare il bagno? Oh, no. E non beve niente? Oh, no, grazie, non ho sete. Lei vive con sua madre? Sì, a Losanna. Ah. E cosa fa? Studia? Sì, sì. Posso avere una sigaretta? Sì. Grazie. Prego. Lei è davvero la figlia di Harry. Perché? Così. Venga, Penelope. Le voglio far vedere la casa. Quanti anni ha? 18. Stai bene? Perché non si vede? Sto sempre bene quando sono con te. Non chiedo nient'altro, Jean Paul. Perché gli hai detto di restare allora? Pensavo di farti piacere. È tuo amico, dopo tutto, molto più che mio. Sai che mi avevano detto che fra te e Harry... Chi te l'ha detto? Beh, un po' tutti. Come sei noioso. Non scioglierli. A che cosa pensi? È curioso. Mi parli sempre di tutti e di Harry. Niente. Mai una parola. Ma perché non c'è niente da dire? Prima o poi bisognerà che mi racconti. Cosa? Magari sei proprio tu che hai messo in giro questa voce. E invece non c'è mai stato niente. È esattamente così.
Ho una bella figlia, eh? Niente male. È buffo vederti padre. Sei diverso. Un errore di giovinezza. Te ne penti? No, affatto. E chi è la madre? È un inglese, non la conosci. Non ti somiglia, e poi ti invecchia. Beh, adesso esageri. È lei che dimostra più anni di quelli che ha. C'è molta gente quest'anno a Saint-Tropez? Non lo so, non usciamo mai. Stiamo tanto bene qui. E che fate tutto il giorno? Beh, È il grande amore, allora. sì, più che mai. Ti sorprende? No. Non mangi? No, non ho fame. È un caffè squisito. E Marianne? Dormi ancora? Ah, sicuramente. Ah già, le piace alzarsi tardi. Continua sempre a lavorare? No, in questo momento no. Mi sbaglio, da un po' di tempo non ne ha più voglia. Sarebbe un peccato. Non sarai mica tu che glielo impedisci. Il suo ultimo articolo era stupendo. Quando ci si mette è proprio formidabile. Io l'adoro. Ora la vado a svegliare. Permetti? No! Niente male. Quando esce? A giorni. Ti piace? Sì, è molto bello. Pensi che avrà successo? Lo spero. Fa caldo fuori? Da morire. Che facciamo allora? Quello che vuoi. Domani voglio dormire nel pomeriggio. Fa caldo anche su in camera. Senti, Harry, mi fai provare il tuo bolide? Adesso? E perché no?
8 cilindri a V, 4007 di cilindrata, 4 alberi a camme in testa e 4 carburatori doppio corpo. Ti basta? E quanto costa questa meraviglia? Cara. Ti rendono bene le canzonette? Sì. E tu sei contento del tuo nuovo lavoro? Sì, abbastanza. Ma che cosa si fa esattamente in un'agenzia di pubblicità? Si cercano delle idee? In principio. E tu ne trovi? No. E così hai rinunciato a scrivere definitivamente? Sì. Beh, tutto sommato credo che tu abbia fatto bene. Certe volte sono stufo. Ho voglia di smettere. È quello che fai sempre. Chi ha vinto? Harry. Ma no, sei sicura? Sì, ha toccato per primo. Largo ai vecchi, è quello che dico sempre. Comunque sono in forma, no? Dovresti controllare il movimento della bracciata, è il tuo punto debole. Quello tuo invece è il fiato. Sono le sigarette. Hai tu il mio orologio? Sì. Grazie. Non ne avete abbastanza di stare chiusi qui? Non vi andrebbe di scendere al Saint-Tropez? Ma lui è un selvaggio, lo sai bene, no? Ai! Altro che se lo so. Beh, allora vado solo. Ho un sacco di amici giù, devo salutarli. Se no, figurati. Vieni tu con me? No, grazie, un'altra volta. Ti prendo una sigaretta? Beh, allora vado. Ciao. 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 Se non mi vedete per l'ora di cena, mangiate pure. Va bene. Ciao, Pen, fai la brava, eh? Quale preferisce? Di cosa? Fra queste due molliche, quale preferisce? Questa qui. Perché? Anch'io. È strano, abbiamo tutti delle preferenze. Magari per cose che non valgono niente. Ma che cosa fa Harry? Hai freddo? Un po'. Finalmente un po' di fresco. Non mi piace l'estate, amo solo le stagioni intermedie. Hai fame? No. Dovremmo comunque mangiare qualcosa, con o senza Harry. Sono quasi le 8. Vi conoscete
conoscete da molto tempo voi due? 2 anni. 2 anni? 2 anni e mezzo, fra poco. E con mio padre? 5 o 6 anni. O 7. È a casa sua che noi ci siamo incontrati, ricordi? È vero. Eravate come 2 fratelli in quel periodo. Ci vediamo meno spesso. Tutto qua. Siamo arrivati! Non vi preoccupate, abbiamo portato tutto. Tieni, tu porta questo. I fiori! Perfetto, sono tutti amici tuoi. Tutti Heidi. Tieni. Grazie. Ragazzi, comportatevi come si deve. I padroni di casa amano la pace e la tranquillità. Non conosco i nomi di tutti, per le presentazioni fai da solo. Ciao, Pen, stai bene? Buonasera. Ah! Ti presento Mireille. Salve. Questa è Buonasera. Sylvie. Buonasera. E questa Buonasera. è Cookie. Sei sempre il solito. Scusi. E quel ragazzo? Chi, io? No, questo qui. A lei il signore. Buonasera. Buonasera. Verrebbe ad aiutarmi? Sì. I hope you kissed your lady love goodbye. It looks like you won't get the chance to see her even on the sly the way you used to. I think the man in the moon's enjoying the chase. Can tell by the way he locked up the place. You better run, brother rabbit, run. You better run, brother rabbit, run, brother rabbit. Go on and shake it. Go on, you make it. The stars are falling. The wind is cold. Look out, look out, look out, boy. Look out, look out, look out. Mighty glad that you're not in your shoes today, but I'm with you every step of the way. You better run for the rabbit, run. You better run for the rabbit, run. Balliamo, Ben. Dai, vieni. Fa vedere. Tenga, presi lei questo. No, ti prego, per favore, sei genio. Non è divertente aprire una bottiglia per uno che non beve. When you're just out walking and you pass little signs that say keep off the grass. Did you ever stop and ask yourself why? Pretty playgrounds children used to know, little squares where lovers love to go, disappear so parking lots can grow. Why? Once you start, the questions never cease. What's the
it. Bullets fly like popcorn on the screen. Recommended, wholesome, nice and clean. Making love the thing that can't be seen. Il mio dramma è che quando una ragazza si interessa a me io me ne innamoro subito. È questo che mi blocca. Forse perché non ho avuto abbastanza esperienze. Sono rimasto vergine fino a 25 anni. Fino al mio secondo matrimonio. Capisci? È per questo. Ma è vero quello che dice? No, purtroppo non è vero. Sarebbe perfetto, l'ideale per me. Personalmente adoro la Svizzera, è un paese molto bello. Scusi un momento. Dove va? Torno subito, mi aspetti. Qual è il suo nome? Io... Come mai sta qui sola? Oh, quel ragazzo mi aveva seccato, parlava solo di soldi. Lei ha notato mio padre Marianne? Sì? Non le dà fastidio? Oh, non ha molta importanza. Ah, lei trova? Beh, ci sono certe sere in cui tutto è permesso, sì, insomma, quasi tutto. Non sono cose molto importanti. Io ho paura e non so perché. Il cielo è quasi bianco da quanto è sereno. Chissà che caldo ci aspetta ancora. Tieni, Che ora è? quasi mezzogiorno. E gli altri sono già in piedi? Io non ho visto nessuno. Certi occhiaie. E tu allora? Non ho voglia di alzarmi. Certi giorni non mi vanno a genio, e oggi è uno di quelli. Vorrei che fosse già domani. Beh, allora dormi. Vuoi che chiuda le finestre? Era molto tenero con te, Harry, ieri sera. È sempre tenero con le donne. Lo sai com'è fatto, no? E sua figlia, a proposito? Cosa, sua figlia?
Niente. Tu come la trovi? E a te che bisognerebbe domandarlo? Da scoprire. Mi sbaglio o devo fare la valigia e andare via? Aspetta, non c'è fretta. Ben, tesoro, non avrei mai voluto una figlia diversa da te. Hai la pelle morbida, profumata. Dormito bene? No, non molto bene. Ma non te la prendere. Hai tanto tempo per dormire? Ti sposerai pure un giorno. Te lo verso? Non subito, grazie. Cosa leggi? È bello? Credo di averlo già letto. Forse ti annoi qui? No, non mi annoio affatto. Sai cosa ho pensato? Dopo Milano andiamo qualche giorno a Venezia, io e te. Che ne dici? A Venezia? Sì. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Questa è la tua tazza? Sì, prendila pure. Lei ne vuole un po'? Sì, grazie, un pochino. Grazie. Fatichi sempre a svegliarti, eh? Sì, più che mai. Sei proprio un impiastro. Lo so. Me l'hai detto tante volte. Solo perché ti voglio bene, naturalmente. E questo matrimonio per quando è? Spero che farò da testimone. Che matrimonio? Marianne. Sai benissimo che un giorno o l'altro la sposerai. È una donna piena di premure. Ti andrà benissimo. Sposala tu. Io ho chiuso col matrimonio da molto tempo. Mi occupo solamente di mia figlia. Tu invece dovresti. Sembri fatto apposta. Stai scocciando. Come sei nervoso stamattina. Sì, mi sono svegliato male. Devi fare come me, Jean Paul. Aggirare gli ostacoli, non sbatterci contro. Si è fatto tardi, vado a comprare qualcosa prima che chiudano. Vuoi che venga con te? Harry, mi accompagni? Sì. Devo fare un po' di spese. E poi sono curiosa di salire sul tuo mostro. Sono pronto in un baleno. Buongiorno. Buongiorno. Hai un bel visino per una che è andata a letto tardi. Arrivo subito. Ha bisogno di qualcosa? No, grazie. Beh, vado a farmi la barba.
Lei deve proprio annoiarsi qui, eh? Ma è molto gentile a non farlo notare. L'assassina è l'istitutrice. Sì, lo so, grazie. Ma... When you're just out walking and you pass little signs that say keep off the grass. Did you ever stop and ask yourself why? Pretty playgrounds children used to know, little squares where lovers love to go, disappear so parking lots can grow. Why? Attraversava un momento difficile per un sacco di ragioni. Puntava molto sul suo libro e il fallimento lo ha demoralizzato. E poi anche... Non l'ho più riprovato? No, credo di no. Già, che si è bruciato una volta. Sì, certo. Ma adesso va molto meglio, sai? Ha completamente smesso di bere, da un giorno all'altro. È cambiato, ha iniziato questo nuovo lavoro. E gli piace? Boh, così così, tu lo conosci, no? Non si accontenta mai di ciò che ha, in questo è sempre lo stesso. E tu resti con lui? Ma io sto molto bene con lui. Molto bene. Ho la sensazione che non possa fare a meno di me. Ed è il primo uomo che mi fa provare questo. Davvero. E poi sono stanca di vivere da sola, stanca del mio lavoro. Non mi va più. Prima non mi era mai venuto a trovare. Mia madre diceva sempre a tutti che era morto in guerra. Ed io le credevo. Mi ero quasi completamente dimenticata di lui. Poi un bel giorno è arrivato. E da allora non mi lascia neanche un momento. Vuole che esca sempre con lui, mi porta dappertutto. Quando mi prendono per uno dei suoi flirt, questo lo fa impazzire di gioia. Protesta, dice, ma no, è mia figlia. Ma spera sempre che nessuno lo creda. E poi mi dà sempre dei consigli, si preoccupa per me, vuole sapere tutto quello che faccio. Improvvisamente, proprio la settimana scorsa, ha deciso di portarmi con sé in Italia. Io non gli ho domandato niente. Non è il tipo, lui, a cui io possa dire no, non ci voglio venire. Non serve a niente. Lui dice che si era stancato di Marianne e che l'ha ceduta a lei.
ma che potrà riprendersela quando vuole. Di lei, Jean-Paul, dice che non ha alcun talento. Zero. Che non vale niente. Non le vuole bene. Lui non vuole bene a nessuno. Vuole soltanto che tutti lo adorino. Ma non sarà sempre così, Fred. Oh no, perché... lo spero bene. Sistemerò tutto in Sì, una decina di certamente, giorni. sono Mi sarà sicuro di difficile. questo, certo. Che fate? Restate qui? No, no, veniamo via anche noi. Ciao. 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 Salve. Salve. Ah, senti, tu vai a Milano? Sì, ma non subito. Guarda, vorrei vederti prima che tu parta. Passi una sera da me alla villa. Ho bisogno di un po'. Verrò senz'altro. Ciao, arrivederci. Ciao. Venga anche lei. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Jean-Paul? Jean-Paul! Ah, buonasera, Emilino, c'è nessuno? Sono usciti proprio un momento fa, signora. Ah, sì? Aspettavo che lei rientrasse, non volevo lasciare la casa sola. Sì, sì, certo. Posso andare ora, Sì, signora? sì, vada pure, grazie. Grazie a lei. Arrivederla, signora. A domani. Buonasera. Buonasera, signora. Buonasera. Non sono in casa? No. Posso aiutarti? Se vuoi. Mangiamo alla cinese, ti va? D'accordo. Pensi tu a riso? Sì. Come d'abitudine. No, questo non me lo dovevi fare. Non ti vergogni? Assolutamente. Apparirmi così, all'improvviso. Sei meravigliosa. Peccato. Bevi qualcosa? Sì? Tieni. Scusa, mi chiudi bene il gancio, per cortesia? Certo. Ma sei pazzo? Possono arrivare da un momento all'altro. Buonasera. Ma dove vi siete cacciati? Stavamo per cenare da soli. Avevo voglia di fare un bagno in mare e al ritorno c'era un sacco di traffico. Beh, a tavola, venite, è tutto pronto. E servitevi pure, starete morendo di fame. Grazie. Anche tu hai fatto il bagno? Sì? Com'era l'acqua? Calda, ma c'era un po' di vento. Credevo che non le piacesse l'acqua. Oh sì, ma quella di mare.
No, non così, non si fa così. Guarda, si prende la prima bacchetta con queste due dita, vedi? Bene. Si mette la seconda sopra, così, e poi tic, 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 muovendo soltanto l'indice. È facilissimo. Non ci riuscirò mai. Vado a prendere il riso. L'hai cucinato tu? No, l'ho soltanto fatto scaldare. Si vende già pronto. Sì, però bisogna lo stesso aggiungere il condimento. Pepe, zafferano. Se no non sa di niente. È squisito. Sì, il riso va fatto al forno per essere buono. E un buon riso è molto raro. Molto raro. A me piace molto la cucina cinese. È fatta tutta di piccoli pezzi. Non si spreca niente, poi è leggera. Sì, ma quella vietnamita è ancora più buona. Ah, poi i ristoranti di Amsterdam, i ristoranti indonesiani, favolosi. Te li ricordi? Non le piace? Vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, Pen. Spero che non abbia preso freddo. No, non credo, no. Il primo bagno della stagione stanca sempre un po'. Vado a vedere se ha bisogno di qualcosa, torno subito. Dove avete fatto il bagno? A Pamplona? Oh, no, un po' più giù. C'era gente? No, a quell'ora non c'è più nessuno. È pieno di zanzare stasera. Certo, tutte queste luci le attirano. Vi chiedo scusa, ma vi lascio. Dove vai? Ho promesso a Fred di vederlo prima di partire e così vado da lui. Perché parti? Sì. Quando? Domani mattina. Perché non ce l'hai detto prima? Credevo di avertelo detto. E Penelope? Parte con me, naturalmente. Se sua madre sapesse che l'ho lasciata qui, mi caverebbe gli occhi. Beh, a tra poco. Non voglio fare molto tardi. Altrimenti ci vediamo domattina. Sei libero, sai? Completamente libero.
Perché mi dici questo? Lo sai benissimo. Non sentirti obbligato a tenermi compagnia. Se vuoi salire, non avere scrupoli. No, sto bene qui. È colpa mia. Può darsi. Tu sei pesce, ascendente acquario. Sei fatto per essere amato. Ma non te ne rendi conto. Che cosa vuoi dire? Niente. Vai su da lei se ti va. Non restare qui. Dopotutto domani parte. Anch'io parto. Domani o dopodomani. Non mi va più di restare qui. Torni a Parigi? Sì. E io? Fa quello che vuoi. E tutto a causa di lei. Scusami. Non preoccuparti per me, non è grave. E poi me l'aspettavo. Da un po' di tempo eri come alla ricerca di qualcosa. E hai preso la prima cosa che è passata. In più è la figlia di Harry, e questo ti eccita. Stai vaneggiando, Marianne. Io non so cosa ti passa per la testa. E non so quello che vuoi fare con quella ragazza. La cosa non mi riguarda. Voglio dirti solamente che... mi sembra tu faccia una sciocchezza. Io salgo. Vuoi che spenga le luci nel salone? No, lasciale così. Dormi giù? Sì. Buonanotte. Buonanotte. Porco. Questo cavolo di cancello mezzo aperto.
Chissà dove la faccio riparare adesso. In Italia? Col cavolo. Hai una sigaretta? Sul tavolo. Sei solo? Sì. Dormono tutti? Sì, da parecchio. A saperlo ti avrei detto di venire con me. Parti davvero domani? Sì. Hai ricominciato? Quando? Stasera. Che bravo. Affari tuoi. Dovrebbe farti piacere. A me? Che me ne frega di quello che fai? Perché non te ne vai a dormire? Che cosa vuoi? Mi aspettavi? Hai qualcosa da dirmi? Allora dillo. Vuoi parlarmi di Penelope? È incredibile. Povero fessacchiotto. Puoi dirle addio a Penelope. È finito. Domani parte con me. Chiuso. Chiuso. Ma che cosa credi? Che ti sia permesso di andare avanti sempre così? E che tutti debbano continuare a sopportare i tuoi capricci? Ti volevo bene quando avevi 17 anni. Eri completamente suonato. Sembrava che ti giocassi la vita a testa e croce ogni mattina. Un giorno tentasti persino il suicidio. Se facessi sul serio oppure no, non l'abbiamo mai saputo. Ma un risultato lo ottenesti. Farti trattare con i guanti. Trattare come un malato. Non bisognava innervosirti, mai contraddirti. Jean-Paul deve essere accontentato. È Marianne che lo diceva. E adesso? Che cosa ne fai di Marianne? Ci hai pensato? No, te ne freghi. Non ti interessa più. A te bisogna darti tutto e subito. Un ragazzino viziato. Un povero imbecille. E per finire vai a letto con mia figlia. Sei contento? Perché mi dici queste cose? Ho sempre avuto più cervello e coraggio di te, lo sai. Non l'hai mai spuntata con me. E così ti rifai su mia figlia. Lei ha 18 anni. È più facile. Puoi essere fiero di te. Che bravata.
Sei geloso? Aiutami! Aiutami, porco! Dammi una mano. Ma non fare il fesso, avanti, piantala. Ho freddo e ho bevuto troppo. Smettila, cretino. Ho un crampo, mi fa male lo stomaco. Smettila. Dai, aiutami. Ma sei impazzito?
Non potrò più farci il bagno. Domani la vuoteranno. Sarà uguale. Non ha ancora ricevuto notizie da sua madre? No. Ma lei l'ha avvertita? No, ma l'aver saputo dai giornali. E comunque per lei non cambia niente. A più tardi. Era difficile immaginarlo vecchio, rugoso, con i capelli bianchi. Non c'era quasi nessuno al suo funerale, che strano. La gente sta in vacanza. Ce n'erano 3 però della sua casa discografica. Ma ha fatto effetto quando il suo direttore ha portato via la macchina. Harry ne era così fiero. Ho preparato qualche cosa, signora. Anche se roba fredda vi farà bene mangiare un po'. Grazie, molto gentile, Emily. Non riesco a capire se sua figlia provi dolore. Me ne vuoi? E perché? Come tutto può cambiare in poco tempo. Voi 2 farete quello che vorrete. Io non posso più restare qui, parto domani. Partirò anch'io, prima possibile. La riaccompagni a casa? Beh, non posso mica mandarla sola. Se potessi me ne andrei via stasera, ma è troppo tardi. Mi scusi, mi dispiace disturbarla. No, prego. Ispettore Levesque, di Marsiglia. Lei è il signor Leroy? Sa come vanno queste cose, le solite formalità. Ma in certi casi sono inevitabili. Lo so, è molto noioso. Signore? Ispettore Levesque, di Marsiglia. Dovrei farvi solamente qualche domanda. Ma la polizia è già venuta, e più di una volta. Sì, questo lo so. Ho qui il rapporto. 11 pagine. Ma anche se sono molto scrupolosi, dimenticano sempre qualche cosa. Ah, la prego, si accomodi. Grazie. Oh, stavate per mangiare, forse? No, non si preoccupi. Non mi tratterrò a lungo, qualche piccola precisazione, nient'altro. Sigaretta? No, grazie. Preferisco queste. Prego. Naturalmente si tratta della morte del signor Harry Lanier. Secondo il medico è morto annegato verso le 4 di mattina. Sì. Sapeva nuotare bene? Sì, molto bene. Ed era un uomo che... come si dice? È la signorina Lanier? Sì. L'ispettore Levesque, di Marsiglia. Tutte le mie condoglianze, signorina Lanier. Stavo facendo qualche domanda ai suoi amici. Lei può restare, se vuole. Grazie. Grazie. Il signor Lanier faceva spesso il bagno di notte? Qualche volta, sì. È lei, signora, che
Ha visto per prima il corpo? Sì, io. Sì, nella piscina. E dove stavano gli abiti? Sul bordo. Vediamo. Pantaloni di gabardine blu chiaro, una camicia di cotone celeste. Erano piegati su un piccolo tavolo di alluminio. Già, è specificato. È tutto esatto, non è così? Sì. Lei ha visto il signor Lanier la sera prima? Sì, sì, certo. E anche lei, naturalmente. Sì. E quando il signor Lanier ha lasciato la villa per scendere a Saint-Tropez, era vestito con pantaloni blu? Sì. E una camicia celeste? Sì, sì, credo di sì. Ah, non è sicura? No, non ci giurerei. E lei invece? Non lo so, non ci ho fatto molto caso. Forse sì. Beh, non ha importanza. Mi pare che lei abbia dormito nel salone quella notte. Sì, fa più fresco giù. Potrei darci un'occhiata, per favore? Ah, sì, sì, certamente. E nonostante ciò, quando il signor Lanier ha sbattuto la macchina contro il cancello, lei non ha sentito niente? No, niente. Avevo preso un sonnifero. Ma ce l'hanno già chiesto tutto questo. Sì, lo so. Ma che cosa volete? Devo fare un supplemento d'inchiesta sulla morte del signor Lanier e devo dire che, sì, che non mi aiutate granché. Ecco, per esempio, sappiamo che il signor Lanier è morto annegato nella piscina. Ma come? Facendo il bagno, no? Già, facendo il bagno. Con l'orologio al polso? A voi capita spesso di fare il bagno con l'orologio? Sì, a me sì. Il mio è subacqueo. Quello del signor Lanier non lo era affatto. Era un orologio da sera di marca, d'oro. Se lo sarà dimenticato. Pare che avesse bevuto. Proprio così. Sì, giù l'hanno visto bere molto. Bere e ballare. Ha ragione lei, è certamente così. Beh, non c'è altro. Se vi venisse in mente qualcosa, anche un piccolo dettaglio, avvertitemi. Che dettaglio? No, non lo so. Pensateci sopra. Ah, restate qui ancora molto tempo? No, partiamo prima possibile. Scusatemi, ma vorrei chiedervi di trattenervi ancora un po' fino a che il caso non sia archiviato. Ci vorrà molto? Qualche giorno. Naturalmente la signorina Lanier può raggiungere sua madre quando vuole. È tutto. Arrivederci. A presto. Scusatemi. Buongiorno.
Pronto? Ciao, Fred. Sì, bene. Marianne? Così, non c'è male. Non lo so ancora bene. Dipende. Sì. Non ci muoviamo. D'accordo. Ciao. Era Fred. Forse viene a trovarci fra poco. È di nuovo qui quello. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Non è ancora partita? No. È sua madre che deve venire a prenderla allora. No, è Jean-Paul che mi riaccompagna. Il signor Leroy? Mi scusi, devo parlare un momento da solo con la signora. Permette? Buongiorno, signore. Signorina, sono ancora qua. Buongiorno. Possiamo parlare un momento da soli? Vuole accomodarsi? No, staremo più tranquilli qui. Venga. È molto tempo che lei è amica del signor Leroy. Da più di 2 anni. Ho saputo ora che riaccompagnerà a casa la signorina Lanier. È normale. Ha pensato a quanto detto ieri? No. Io sì. Ho ripensato alla storia dell'orologio. E poi c'è un altro dettaglio nel rapporto. La polizia ha notato che le tasche dei pantaloni del signor Lanier erano vuote. Completamente vuote. Niente soldi, nel benché minimo filo di tabacco, niente. E nemmeno una traccia di sudore. Puliti come fossero appena usciti dalla lavanderia. Eppure il signor Lanier aveva bevuto molto quella notte, ballato molto. Allora, vede, ce l'avrebbero buttato nella piscina. Poi avrebbero nascosto i suoi abiti e li avrebbero sostituiti con altri. Sarebbe esattamente accaduto questo. Lei era molto amica del signor Lanier. Lo conoscevo da parecchio tempo. È stata la sua amante? Sì, ma più di 4 anni fa. Ed era una relazione ufficiale, voglio dire, il signor Leroy lo sapeva? No, ma lo sospettava. E quel giorno Lanier non aveva provato No, assolutamente. Beh, questo non significa niente, dopo tutto. Buongiorno, signor Leroy. Mi scusi se la disturbo ancora. Finirà presto, no? Credo di sì, lo spero. Ha trovato qualche altra cosa? No, niente. Allora possiamo partire. Presto, spero. Ma quando? Ma forse domani o dopodomani al massimo. Ve lo comunicherò. Arrivederci. Arrivederci.
Buonasera. Buonasera. Non ci parliamo più? Perché? Non mi hai detto una parola da stamattina. Che cosa vuoi che ti dica? Io penso solo a lui da quando è morto. E tu no? Sì. Io ti guardo. Io ti guardo vivere, mangiare, camminare, rispondere al telefono. E mi sembra che sia la prima volta che ti vedo. Adesso che l'inchiesta è finita, quando parti? Come sai che l'inchiesta è finita? L'ispettore ti ha detto qualcosa? No, Che cosa ti ha detto? niente. Ma vedi, gli abiti di Harry, quelli trovati sul bordo della piscina, l'ispettore dice che Harry non li ha assolutamente portati quella sera. Come fa a saperlo? Erano puliti. Niente sudore, niente. E inoltre la sua camicia non era celeste, ma era bianca, ne sono sicura adesso. Me lo ricordo benissimo. Dice che qualcuno ha spinto Harry nell'acqua. L'ha annegato. Poi ha sostituito gli abiti. Dice che forse è un omicidio. Dice che l'hai ammazzato tu. Capisci? No. È per questo che è tornato. Cerca una prova. Che genere di prova? Ma può darsi che cerchi soltanto un pacchetto di abiti sgualciti buttati in qualche posto. Tu l'hai ritrovati? Buonasera. Buonasera. Disturbiamo? Buonasera. Buonasera. Volevamo vedervi, sapere le novità. Buonasera. Buonasera. Accomodatevi, prego. Buonasera. Cosa posso offrirvi da bere? Quello che avete. Scotch, birra, whisky, Coca-Cola? Per me birra, grazie. Anche per me, grazie. Bene. No, a me una Coca-Cola, per favore. Avete letto l'articolo su Harry nel giornale di ieri? Hanno scritto Lanier con una sola N. Non sta mica molto bene in queste fotografie. Già, non sembra nemmeno lui. Che cosa dicono? Oh, niente di speciale. Dov'è la figlia Penelope? È fuori, o forse su nella sua stanza. Rimani qui? No, tornerà dalla madre. E voi allora? Le vacanze? Torniamo a Parigi, naturalmente.
Arrivederci e grazie. Buonanotte. Li hai ritrovati? Stavamo laggiù. Era ubriaco. Voleva darmi un pugno. C'è caduto da solo. Da solo. E poi non so cosa mi è preso. Un momento di follia. Vieni, non restare qui. Raccontami. È tutto, non c'è nient'altro. Gli ho impedito di uscire dall'acqua. Avresti dovuto chiamarmi. Che cosa facciamo adesso? Prima di tutto bisogna che Penelope parte. Glielo dirai con dolcezza, lei ti ascolterà. Le prometterai di andarla a trovare al più presto. Non è per me che ti chiedo questo, ma per lei. Unicamente per lei. Sdraiati un po'. Gli abiti di Harry. Dove li hai nascosti? Ma io credevo... nella cantina sotto la legna. Non credo una parola di quello che lui ha detto. Attention touristes. Messieurs les passagers à destination de Genève, veuillez vous présenter à l'embarquement porte numéro 4. Your attention please, passengers traveling to Geneva. Vorrei soltanto chiederle, Dica. mio padre, come è morto? Ha negato, lo sanno? È stata una disgrazia. Arrivederci, Ben. Arrivederci. Non ho alcuna ragione per trattenervi.
Spero che lei si renda conto di ciò che fa. Ho ricevuto le informazioni sul signor Leroy. Avrebbe tentato di suicidarsi una volta. Ma io non so niente. Lei ha pensato a quello che le ho detto l'altro giorno? Sì. E non ha trovato niente? Assolutamente. Vede, un caso del genere non è mai definitivamente chiuso. La pratica si può sempre riaprire. Se un giorno lei avesse, non so, un ripensamento. No. Non dica di no. Non si sa mai. Può tornare da me quando vuole. Arrivederci, ispettore. Arrivederci, signora, e buona fortuna. Dove sono le tue valigie? No, lascia stare, non importa. Cosa? Ho detto non importa. Che significa? Non parti più? Prendo il treno fra poco. Lasciami. Vattene, lasciami. Marianne. Signora, delle provviste che restano, cosa le faccio? Le prenda lei, Emily, porti via tutto. Grazie, signore. Su, sbrigati. È per causa di... Non lo so esattamente. Ho l'impressione di non conoscerti più. Non ne posso più. Marianne. Partiamo insieme. No. Signorina, vorrei un taxi, per favore. Pronto? Una macchina sen...